Nuovo appuntamento con A Voi la Linea, il contenitore e gli approfondimenti qui su Telefriuli. Avevate sentito nella precedente edizione del telegiornale la stretta allora in Borgo Stazione. Nel 2022 quasi 300 gli interventi per disturbo della quiete pubblica proprio nell'area centrale di Udine. Il comune annuncia una stretta chiudendo in anticipo locali e supermercati. Allora sentiamo il sindaco Pietro Fontanini al microfono di Davide Vicedomini. Sindaco Fontanini, volete dire basta al fenomeno dell'alcol che c'è in Borgo Stazione, anche se la situazione è migliorata, però cercate di tenere alta l'attenzione? Sì, la situazione è migliorata, però abbiamo ancora qualche ubriacone che abusa della birra o del vino e poi non sa più controllarsi. Purtroppo non c'è un unico caso, ci sono più casi, persone che in pratica reiterano, sono dei cosiddetti ubriaconi seriali perché ogni giorno si ubriacano e quindi queste cose dobbiamo fermarle, il modo per fermarle è anche non permettere a loro di avere a disposizione gli alcolici. Queste persone vanno perseguite per quello che fanno, purtroppo ledendo il diritto delle persone di poter riposare durante la notte. Abbiamo ancora di questi problemi, le cose sono un po' migliorate, però dobbiamo tenere alta la guardia e soprattutto continuare con queste ordinanze che cercano di mettere in sicurezza questo territorio dell'area del quartiere delle Magnolie. Ecco, è un'ordinanza che scatta da oggi, ci può spiegare esattamente cosa succederà in quell'area? Succederà che in quell'area i negozi alle 9 della sera devono fermare la vendita di birra, di alcolici, perché purtroppo ci sono alcuni mini market che tengono aperto fino alle 11, mezzanotte e quindi agevolano il consumo di sostanze alcoliche. Poi abbiamo messo degli orari di chiusura ai locali alle 11 fino a venerdì, il sabato e la domenica invece fino a mezzanotte. Anche questa è una misura per permettere alle persone che vogliono dormire in pace di poter riposare, perché bisogna capire che ci sono le necessità anche delle attività commerciali e economiche, ma c'è anche il diritto di chi vuole riposare e quindi a una certa ora bisogna smettere di fare cose che disturbano la quiete pubblica. Grazie Sindaco, vi restituisco da linea, è tutto qua da Palazzo da Ronco. Grazie Davide, questa mattina si è tenuta a Trieste l'assemblea di Lega Coop, realtà da 220.000 soci, 200 cooperative associate e un valore della produzione di 1,5 miliardi di euro. Il presidente Livio Nanino traccia un bilancio delle prossime sfide, guardando anche all'attualità, ma soprattutto alla questione legata alla pandemia da Covid-19. Presidente, arriva un periodo di sfide per il mondo della cooperazione a partire da quella della digitalizzazione. Diciamo che il Covid ci ha insegnato che bisogna cambiare, bisogna essere molto più veloci e più rapidi a reagire alle situazioni che cambiano. La digitalizzazione ovviamente è un mezzo per inseguire tutto quello che sta cambiando e tutto quello che sono le necessità per il futuro, a partire dalla sostenibilità a tutto tondo, ambientale, economica, che tutte le imprese devono inseguire e devono perseguire nei prossimi anni. Tra queste ovviamente c'è anche la cooperazione, stiamo portando avanti dei progetti molto interessanti per innovare l'organizzazione, l'associazione e ovviamente poi trasmettere anche alle imprese, coinvolgere anche le imprese associate. Proprio la digitalizzazione, la capacità di guardare avanti è uno dei filoni su cui ha investito maggiormente anche la Regione con i contributi. Da qua deve partire anche la cooperazione? Sì, noi abbiamo un progetto nazionale che è denominato PICO, promosso dalla Lega delle Cooperative, punti di interesse cooperativo, punti di innovazione cooperativo e ovviamente sicuramente lavoreremo assieme alla Regione perché c'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di mettere assieme anche esperienze, digitalizzazione non è metterci lì un computer, ma è tutta l'organizzazione che sfrutta le nuove tecnologie per essere più agili, più veloci in tutte le fasi, le attività dell'impresa.
Come sta il mondo della cooperazione oggi, dopo 2 anni di Covid? La situazione della cooperazione, diciamo che in generale dalle assemblee, che sono in una fase ormai di completamento di tutte le imprese cooperative, si trae dei buoni auspici. Il 2021 sicuramente è stato positivo, ci aspettavamo un rimbalzo significativo rispetto al 2020, per certi aspetti siamo andati anche al di là di quelle attese, con qualche situazione che è migliorata anche rispetto al 2019. Le imprese hanno lavorato molto durante il 2020 per rafforzarsi, per migliorare l'organizzazione e i risultati si sono raccolti, con qualche significativa eccezione. Il mondo dell'edilizia, l'impiantistica collegata soffre sicuramente anche di qualche politica, mi riferisco al 110%, strutturata in maniera un po' improvvisata. Ente Friuli del Mondo e Confartigianato rilanciano Foramba, un progetto che intende promuovere i prodotti artigianali di qualità attraverso la rete dei Fogolars Furlans. Nell'occasione sono arrivati in regione 5 ambasciatori provenienti dall'Argentina. Seconda edizione del progetto Foramba, un progetto che viene realizzato in collaborazione tra l'Ente Friuli nel Mondo e Confartigianato. Cominciamo dall'Ente Friuli nel Mondo, che appunto ha dato il là a questa iniziativa che porta in Italia friulani che sono all'estero per renderli praticamente ambasciatori del nostro prodotto anche all'estero. Abbiamo ideato questo progetto Foramba, formazione ambasciatori dei prodotti artigianali, delle eccellenze, come obiettivo valorizzare e promuovere le eccellenze della nostra produzione artigianale e regionale. Lo scorso anno avevamo 18 ragazzi da 5 nazionalità, quest'anno abbiamo portato in Italia 5 argentini più una ragazza che arriva dal Nevada, da Los Angeles, per mettere in concreto quello che hanno imparato. Quello che queste persone che vengono qui, che vedono, che capiscono quanto può essere bello avere un'officina artigiana, un laboratorio artigiano, e chissà che un giorno loro non decidono di fare il percorso inverso rispetto ai loro nonni, cioè un ritorno anche da qui, perché anche qui il mondo artigiano, come diceva il Presidente prima, il Presidente Basso, ha bisogno di queste presenze giovanili, di queste presenze di queste persone qualificate che hanno studiato, che hanno fatto un percorso anche i nostri giovani stanno andando all'estero, facciano pure un percorso di conoscenza linguistica, anche di scambio, ma è importante che ritornino, perché sennò il Friuli non ha futuro. Intanto lo psichiatra e sociologo Paolo Crepè è stato protagonista a Lignano degli incontri con l'autore e con il vino. Ha presentato Lezioni di sogni, libro che è un'occasione per riflettere sul futuro delle nuove generazioni. Pala Pineta sold out agli incontri con l'autore e con il vino, promossi dall'Associazione Lignano nel Terzo Millennio, presieduta da Giorgio Ardito, per la prima presentazione regionale di Lezioni di sogni, l'ultimo libro di Paolo Crepet, edito da Mondadori. Ripercorrendo quanto scritto negli ultimi 30 anni, mescolando ricordi personali e pubbliche riflessioni, il famoso psichiatra e sociologo offre il frutto della sua lunga esperienza, delineando quello che in molti hanno definito il metodo Crepet, un lungo viaggio che pone al centro il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro. Non possiamo ignorare che la necessità di un profondo cambiamento si scontri con resistenze, timori, egoismi difficili da vincere, freni che privano bambini e ragazzi del diritto di far nascere i propri sogni e di coltivarli, affidandosi alla capacità di sentire le proprie emozioni e lasciarsi coinvolgere dalla passione per un progetto di vita. Serve dunque la forza di una voce critica, anche scomoda, che scuota da questo torpore educativo e aiuti a invertire la rotta. Le pagine di Lezioni di sogni vogliono essere dunque spunti, provocazioni, richiami, un'occasione per riflettere sul futuro delle giovani generazioni. Questo è un libro che un po' cerca di fare il punto su una navigazione che è partita alcuni decenni fa e continua, speriamo bene. Cambia, io non sono pauroso dei cambiamenti, quindi il fatto che cambi e stia cambiando in maniera così veloce mi fa anche per certi versi piacere. Poi il mio compito è anche di vedere se ci sono degli effetti collaterali, se ci sono qualche cosa su cui magari
che abbiamo frettolosamente archiviato. E allora bisogna rivedere, penso per esempio il rapporto tra l'educazione e le tecnologie digitali. Questa è una cosa in cui non va bene dire o sì o no, va bene ragionarci. Questo è quello che penso e che ho scritto. Credo che possa anche succedere di peggio, perché le tecnologie vanno verso la loro strada, per esempio il visore. Il visore è una cosa che rende assolutamente autarchica la persona, nel senso che non hai proprio bisogno di nessuno, se non per mangiare e per bere. Quindi se i ragazzi e le ragazze crescono con uno strumento di questo genere, non lo so, dobbiamo pensarci noi siamo responsabili. Poi ognuno ha le sue opinioni, ognuno ha le sue esperienze, ben vengano. Io ho cercato di scrivere le mie in maniera più chiara possibile. La bellezza torna protagonista dell'estate di Telefriuli. Da questa sera ogni venerdì alle 21 appuntamento con le selezioni valide per il concorso di Miss Italia. La prima fascia ad essere assegnata questa sera sarà quella di Miss Telefriuli. La prima classificata ad ogni selezione riceverà un biglietto d'ingresso al Parco Termale di Lignano. Proprio da qui si collegherà con noi Michele Cupitò, che condurrà le puntate proprio su Telefriuli. Un cordiale saluto a tutti voi, siamo qui al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, nella zona di Lignano Riviera. Parco straordinario con alle spalle il mare. E perché siamo qui? Perché questa sera inizia il percorso di Miss Italia su Telefriuli, con Miss Telefriuli, e proseguirà poi con varie puntate di Miss in Onda. E la grande novità è quella che la ragazza che si aggiudica ogni selezione avrà la possibilità di ricevere un invito per trascorrere una giornata in questo parco straordinario, tra queste piscine bellissime, ma non solo, perché la SIL, Società Imprese Lignano SPA, quest'anno tornerà ad ospitare la finalissima di Miss Friuli Venezia Giulia al Centro Congressi Cursal, che è qui a due passi. Abbiamo già la data, sabato 3 settembre. Con noi c'è Lina Marson, che è la responsabile di quelle che sono le strutture della SIL, Società Imprese Lignano SPA. Lina, innanzitutto grazie, un saluto a lei. Grazie a voi. E una ragazza che ha la possibilità di trascorrere una giornata in questo parco, cosa può fare? In questo parco non può altro che divertirsi. In queste piscine alimentate da acqua di mare, l'acqua è riscaldata, si possono divertire tanto e anche usufruire del servizio della spiaggia, che è adiacente. Come vedete, queste piscine sono sul mare. Cosa c'è di meglio che passare una giornata in una località così, con due diverse opportunità? Non può altro che essere felice. Venire a trovarvi, quindi cosa fare? Ovviamente potete partecipare a Miss Italia, se avete tra i 18 e i 30 anni iscrivetevi sul sito www.missitalia.it, ovviamente l'iscrizione è gratuita, partecipate alle selezioni ovviamente a Miss in Onda, a Miss Telefriuli e nei vari appuntamenti che andranno a susseguirsi nell'arco dell'estate, in attesa ovviamente della finalissima al Centro Congressi Cursal sabato 3 settembre. Lina, a questo punto ripassiamo la linea in studio al mio 3, insieme a voi la linea, 1, 2, 3... A voi la linea! Grazie ovviamente a Michele e a Lina, appuntamento da non perdere quindi sul nostro canale su Telefriuli. È davvero tutto, a voi la linea si conclude qui, arrivederci ai prossimi appuntamenti.